Non so. Eccoci qua insieme, noi tanto stiamo parlando delle difficoltà a spostarci da un territorio all'altro nell'ambito della stessa provincia, pensate un po'. E ecco appunto, importantissimo quindi, come lei diceva, che ci sia una viabilità che sia su rotaia, che sia anche su gomma, insomma che sia efficiente, altrimenti restiamo bloccati e non siamo competitivi tra l'altro, no? Adesso si parla di questo nuovo accordo che è stato fatto, intanto a sommi capi, diciamo così, un accordo quadro, tanti quadri, con la Cina. Voi come l'avete recepito e in che termini potrebbe anche riguardare gli artigiani, i piccoli imprenditori che rappresentate? Beh, vede, questo è un argomento estremamente complesso che ha a che fare poi con una Cina che è cresciuta negli anni, che è cresciuta in maniera magari anche poco sostenibile da un punto di vista locale, loro interno. Sicuramente alcuni diritti umani che da noi ormai non sono neanche più considerati diritti, sono considerati la normalità, lì non ci sono. La democrazia in Cina è quella che è, però non si può non far conto di una nazione importantissima che ha a che fare con 1,5 miliardi di abitanti, che ha a che fare con il fatto che anche loro hanno capito che la demografia è una questione importante. In passato, ma di recente, alcuni decenni fa, non tanti, 30 anni fa, avevano introdotto la legge rispetto ai quali dovevano bloccare le nascite in qualche maniera con dei disincentivi, no, a far sì che le famiglie facessero figli. Adesso hanno capito invece che la loro forza, stanno colonizzando l'Africa proprio pensando a uno sviluppo ulteriore e hanno fatto delle leggi interne per invece incentivare l'aumento delle nascite, per cui andando a incrementare quello che è l'aspetto demografico della Cina. Io credo che con la Cina il punto di non ritorno rispetto al fatto che ci si debba interrogare se si devono avere degli accordi con loro o no, lo abbiamo superato ormai da un bel po'. La Cina sta diventando l'opificio del mondo, questo nasce ancora dagli accordi, ancora dei tempi di Kissinger, quando fecero degli accordi commerciali più o meno dichiarati, più o meno conosciuti, più o meno messi a disposizione da parte dei media e dell'informazione, dove la Cina doveva diventare l'opificio del mondo e invece l'America doveva essere il terziario avanzato. Ed è quello che poi pian pianino è successo, per cui non si può sicuramente pensare che la Cina non ci sia e non fare degli accordi con loro. Per cui questo credo rimanga sullo sfondo, non fosse altro per il 1,5 miliardi di abitanti che hanno, per l'evoluzione economica che hanno avuto, per la quantità di miliardari che c'è all'interno della Cina e per i volumi di denaro che spostano tutti i giorni e per il fatto anche che sono diventati anche dei possessori di debito pubblico un po' di tutto il mondo, per cui pensare che la Cina deve rimanere di là e noi rimaniamo di qua, questo no. Dopodiché loro già stanno facendo dumping commerciale sui nostri territori, degli accordi affinché questo dumping venga un po' più controllato e che abbia sullo sfondo proprio una serie di accordi che renda meno possibile loro di fare dumping su questo. È possibile secondo lei? Ma è possibile, se non ci si prova non si sa. Perché stiamo parlando veramente, noi siamo un brufoletto interessante, un brufoletto che allora può essere anche utile, però pur sempre poca cosa rispetto a un colosso che è ramificato. Ecco, allora, per cui in che termini noi possiamo veramente trarne vantaggio e non restare invece vittime di questo assalto sanguisuga? Perché attenzione, dopo vedremo anche la viabilità e quant'altro. Sì, io credo che l'Italia intanto è partita con questo accordo da sola, ma era un accordo che avrebbe dovuto essere di carattere europeo. Avrebbe dovuto essere di carattere europeo. Il fatto che lo faccia solo l'Italia sicuramente è un problema ed è un problema importante. È vero che l'Italia è questo ponte buttato sul Mediterraneo che ha sempre fatto gola a tutto il mondo, voglio dire dalle invasioni barbariche in poi, e con il quale siamo fatti così, cioè dobbiamo renderci conto che è un problema che non è risolvibile. Vediamo poi che nei corsi della storia questo aspetto proprio orografico e geografico ci mette nelle condizioni di dover risolvere dei problemi che via via si propongono. E per cui sicuramente l'Italia fa gola proprio per la sua posizione geografica,
ma anche per il fatto che comunque siamo stati la quinta, sesta potenza industriale nel mondo, per cui per la capacità anche produttiva ed economica che ha l'Italia. Ecco, lì bisogna stare molto attenti e negli accordi poi che sicuramente nel tempo si specializzeranno dobbiamo mettere bene in chiaro quelli che sono gli aspetti per esempio del dumping commerciale, l'aspetto anche che non si può fare concorrenza nel mondo con una negazione di diritti sociali ma anche umani, voglio dire umanitari all'interno della Cina. Non è che li siano proprio trattati bene, voglio dire, i cinesi su questi temi. Hanno avuto anche loro un'evoluzione importante e forse anche questa globalizzazione, questa apertura di mercati da loro ha creato un aspetto positivo rispetto a quello che è il riconoscimento dei diritti civili e umani di quel territorio, ma di strada ne hanno ancora molta da fare e questo in questo momento per loro è ancora un elemento competitivo sul costo poi delle loro merci in giro per il mondo. Per cui è veramente un problema, ma è un problema che va trattato dialogando con loro e avendo comunque dei rapporti continui come quelli che dicevo prima della diplomazia in giro per il mondo che deve essere tenuta in manutenzione, per cui l'avvio delle trattative apre un percorso che non si deve fermare, che deve avere a che fare anche con un riconoscimento di quelli che sono i nostri diritti e mettere bene in chiaro che nel mondo si fa concorrenza non con mancate risposte a quelle che sono le situazioni anche umanitarie e umane all'interno del loro paese. Gli artigiani in modo particolare sono un po' la parte creativa, no? Innovativa, quelli che dopo le aziende danno vita a qualche cosa. Non avete paura di questo? Cioè di questo arrivo importante, di queste anche aperture, perché i cinesi hanno anche una certa capacità emulativa di fagocitare, di far proprio quello che è frutto della creatività altrui, peraltro loro ammirano e quasi in modo venerano la nostra creatività artistica e artigianale soprattutto. Come ha colpito una cosa, quando sono andato in Cina, sono stato 3 volte in Cina nel mio percorso all'interno di Confartigianato e queste 3 volte hanno avuto tutte a che fare con dei settori di lavoro, proprio di produzione nostra che in Cina erano molto apprezzati. Cioè? Ed era il settore orafo, a Hong Kong c'è la più importante fiera orafa del mondo, è lì, in termini di volumi poi di business che questa fiera propone. In termini di meccanica, in un'altra occasione, perché loro sono molto vicini cioè apprezzano molto quella che è la capacità di produzione di macchine che hanno all'interno tutta un'innovazione tecnologica che ha incontrato il favore della Cina. E il terzo è l'aspetto dell'abbigliamento. Io le do un dato, allora noi esportiamo 2 miliardi e 800, come Veneto, 2 miliardi e 800 milioni a tutto tondo di export Veneto verso Cina e importiamo 4 miliardi invece da loro di prodotti. E allora andiamo a vedere quali sono i settori. L'abbigliamento, per esempio, è il primo settore di esportazione per noi, ma è anche il primo prodotto di importazione dalla Cina. Qual è la differenza? È che importiamo i jeans a 5 euro e vendiamo magari le camicie a 95 euro. Ecco, allora abbiamo dei prodotti che esportiamo a più alto valore aggiunto perché alla Cina piace l'Italian style e il made in Italy, e importiamo però tutta una serie di prodotti di minor qualità. Ecco, è qui dentro che ci si deve poi muovere e saper giocare quelle che sono le nostre migliori carte, che hanno a che fare con la qualità, che hanno a che fare con la bellezza, che hanno a che fare con la capacità poi di dare assistenza e di dare servizi. Ecco, è quello che mi ha colpito proprio di recente, a luglio, che siamo andati perché abbiamo organizzato dei desk a Pechino. E il sindaco di Pechino che ci ha accolto proprio dove siamo andati a firmare il protocollo d'intesa e il contratto e tutte le autorizzazioni che servono in quel paese per poi avere degli uffici, avere un desk su Pechino, ci raccontava che quando ci ha accolto, infatti ci ha accolto il sindaco con l'assessore all'economia della città di Pechino e l'assessore alla cultura. E allora ci raccontava appunto che loro amano fare business con noi perché come loro anche noi abbiamo una storia da raccontare.
loro hanno tutte le dinastie Ming e noi abbiamo il nostro Rinascimento, abbiamo l'impero romano. Ecco, allora loro dicono chi ha una storia alle spalle ha una capacità poi di fare business in una maniera diversa rispetto di chi una storia non ce l'ha. Per cui abbiamo una preferenza di rapporti con voi proprio perché la vostra base culturale, la nostra base culturale ci dà la possibilità di dialogare ad armi pari. Questa è stata una cosa che mi ha veramente colpito perché sono andato spesso in giro per il mondo, non ho mai trovato nessuno che dice veniamo da voi e vogliamo fare business con voi perché avete una storia alle spalle. Magari è la conclusione questa, ma che qualcuno ce la racconta come una situazione meditata e fatta come scelta su queste basi qui, la dice lunga magari di quello che noi magari in giro, quando andiamo in giro per il mondo ci proponiamo, magari non lo teniamo in considerazione questo perché lo diamo come per prerequisito, invece è una grande forza che ognuno di noi dovrebbe esserne consapevole. E essere orgoglioso e metterlo proprio nella propria anche capacità produttiva, nella capacità di fare business in giro per il mondo. Allora, la paura c'è sicuramente, però io credo anche che con la capacità poi di dare quel qualcosa in più sicuramente ci pone nelle condizioni di essere degli interlocutori privilegiati. Ma sono pronti i nostri artigiani ad affrontare questo confronto più serrato, perché ci sono stati degli accordi che riguardano determinati colossi, l'energia per esempio si è tirata indietro, non stiamo parlando degli ultimi, altri invece però hanno consistenze ben importanti. L'artigiano è comunque piccolo, è comunque solo, è comunque una bella preda interessante, appunto come lei ha detto siamo interessati, vede, lo sappiamo. Le do due dati, allora dei 61 miliardi di export nel Veneto, il 39,46% è fatta da micro, fino a 10, esatto, piccole e medie imprese, sì, ma la stragrande maggioranza è sulle microimprese. Che per noi è importantissimo. Il che vuol dire che il 50% del PIL prodotto nel Veneto va all'estero. Se non ce la facciamo noi, vuol dire chi è che ce la fa? Abbiamo già una predisposizione che viene dalla nostra storia, che viene da Marco Polo in poi, andare in giro per il mondo con la valigia a vendere i nostri prodotti, che sì, siamo preoccupati sicuramente bisogna mettere in campo tutte le professionalità, tutte le abilità, tutte le capacità, però partiamo già da un vantaggio che è quello che abbiamo una storia alle spalle, abbiamo conoscenza, abbiamo la capacità. Io vorrei, quello che racconto spesso, fare un minimo di mente locale su cosa è successo negli ultimi 10 anni, perché se è vero che la crisi è stata solo dal 2009 al 2011 e dal 2011 in poi invece c'è stato un grande periodo di trasformazione, questa trasformazione le nostre imprese, micro e piccole imprese, hanno saputo veramente interpretarla. Perché se è vero come è vero che poi il 40% è fatto da micro e piccole imprese, di quei 61 miliardi di esportazione, le nostre micro e piccole imprese hanno saputo così prendere le occasioni che il mercato dava, perché siamo passati prima della primavera araba, dal mercato del Nord Africa che si era evoluto e che soprattutto con l'abbigliamento era partito ed era un bel filone di business. Poi con i fatti della primavera araba, la Siria, tutto quello che c'è stato dietro, via dal Nord Africa. La Russia in contemporanea dava dei segnali di apertura e di capacità economiche importanti, siamo andati in Russia. Poi l'embargo, le situazioni politiche, via dalla Russia si ritorna in Cina. La Cina poi ha un periodo di recessione, la borsa che crolla, via dalla Cina perché si apprezza il dollaro sull'euro e gli americani ricominciano a comprare in Europa. È cambiato mercato, cioè abbiamo una versatilità e una capacità di interpretare il mondo dell'economia, ma soprattutto anche di adattare le produzioni, perché non è necessariamente la stessa cosa che viene chiesta dal Nord Africa piuttosto che dalla Russia, piuttosto che dalla Cina, piuttosto dall'America. Ecco, allora forse la flessibilità di questi territori, che hanno a che fare proprio con delle microimprese al 98-99%, magari anche in filiera con il capo commessa, che è un'impresa magari più importante, che è quella un'impresa industriale che ci deve sempre essere, deve essere solida, ma che poi ha creato una trasformazione all'interno dove l'azienda artigiana all'interno della filiera non è più il subfornitore ma il superfornitore, che dà la possibilità a tutta quella filiera di avere quel reparto, che è quello della microimpresa che lavora lì dentro, di essere il laboratorio magari di innovazione piuttosto che di ricerca, piuttosto che di sperimentazione di nuove tecnologie, piuttosto che di nuovi materiali. Ecco, io credo che
questo modello sia un modello virtuoso che ci dà la possibilità di affrontare anche le difficoltà del mercato, sfidandoci, almeno, voglio dire, provandoci, poi ci esatto. riusciremo. Io credo di sì, sono ottimista. Dai. Con difficoltà sempre di più. Bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, ma se non ce la facciamo noi non ce la fa nessuno. No, questo è importante. Ci sono anche altre sfide naturalmente dopo la pubblicità.